E si lavora con grande allegria, con tanta energia per il Carnevale di San Piero Patti e conosciamo un gruppo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Parlateci del vostro gruppo e di questo carro. Allora, noi rappresentiamo la Proloco di Braghi, questo è un carro che hanno ideato i ragazzi. Io lascerei la parola a loro sotto l'aspetto tecnico perché sono stati loro gli ideatori e i realizzatori di questo carro. Allora, il tema scelto è Peaky Blinders, che è una serie TV molto famosa. Abbiamo scelto questo tema perché ci piaceva gli anni 20, diciamo, è molto carino come tema. E a breve uscirà il film. Il protagonista ha vinto anche il premio Oscar. Dal punto di vista realizzativo ci siamo impegnati molto perché gli scorsi anni abbiamo realizzato solo gruppi piccoli, diciamo, su una Jeep cassonata e adesso ci siamo allargati quest'anno, abbiamo provato a fare il passo avanti. Speriamo che nei prossimi anni riusciremo a portare avanti questa tradizione che all'inizio è uscita così come uno scherzo e poi ci siamo messi avanti piano piano, ascoltando i suggerimenti sempre dei più grandi e del nostro tecnico artista. Quante persone hanno contribuito a tutto questo e quanto lavoro c'è dietro? Circa una trentina, sì, anche poco più, dipende anche dalle serate, però in tutto nel carro ci siamo una quarantina di persone. Da evidenziare che sì. ci sono giovani e meno giovani. Sì. Tipo il nostro presidente, no? La parte tecnica della costruzione è stata portata avanti da un signore più grande che non è qui, che ha un nome e cognome, Massimo Casella. Lui ha fatto tutta la struttura, poi l'ha aiutata anche Maurizio, cioè i più grandi hanno fatto le cose più complicate e noi ragazzi abbiamo, diciamo, dato una mano e poi piano piano. Io in qualità di rappresentante dell'associazione veramente devo fare i complimenti a questi ragazzi perché hanno volto quello che è l'obiettivo, cioè quello di creare gruppo, comunità e di movimentare questo paese che purtroppo è sempre più difficile. Qualcuno in pochi secondi ci guida in qualche dettaglio? Sì, prego. Per esempio, e dopodiché il saluto finale, quindi restate con noi fino alla fine del video. Allora, ancora è da finire qualche dettaglio. Comunque questo sarebbe il bar, che è il bar della famiglia Shelby, della serie TV. E poi qua abbiamo rappresentato, ancora manca la testa che è da montare, abbiamo rappresentato il protagonista, si chiama Thomas Shelby, che è l'attore Cillian Murphy. E niente, secondo noi è venuto bellino. Vi facciamo vedere. Vabbè, anche E questo in anteprima, aspettando il Carnevale di San Piero Patti. Tra poco l'invito a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, quindi seguiteci ancora qualche secondo, perché si sta lavorando con tanto amore per regalare emozioni a tutte le persone che verranno qui al Carnevale di San Piero Patti. Se vuoi fare un giro di dietro per guardare l'impianto. Vediamo. Vabbè, qua è la cabina, lo spazio DJ, la musica, quindi come Qua vi sarà il DJ. audio imponente. E qua la zona audio imponente. una zona grande audio, quindi vi saranno, DJ set. vi sarà musica ad alti livelli. Ecco, per esempio l'impianto all'inizio era, il presidente aveva detto che gli sembrava un pochino troppo esagerato, però noi ragazzi abbiamo puntato a un impianto, un bel impianto bello potente anche. Complimenti, allora ritorniamo tutti dove eravamo a inizio video, tutti insieme qua sotto vicino al personaggio, per fare un ultimo saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia ed invitare tutti al Carnevale di San Piero Patti. Quindi salutiamo tutti e lanciamo l'invito. Ci vediamo a San Piero Patti, giorno 15 e giorno 21. Invitiamo tutti, cosa diciamo? Vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi a San Piero Patti. Ciao! Non mancate, i Non video mancate. continuano, grazie. Ciao.